Legge di stabilità e tagli alle province. Al San Artemio a Treviso la mobilitazione dei lavoratori che rischiano il posto e dei presidenti delle province venete. Il governo Renzi ha detto che bisogna tagliare il personale del 50%, indipendentemente da funzioni o non funzioni. Ha detto che il personale rimane in capo alle province fino a dicembre 2016, per cui per altri 2 anni, però non vediamo i soldi. I 7 presidenti riuniti per un summit che non ha badato al colore politico. Tutti insieme critici nei confronti del governo e determinati a combattere contro i tagli imposti dal governo Renzi e per difendere i posti di lavoro dei dipendenti a rischio occupazione, in presidio durante la riunione. Attendiamo il 24 di dicembre, per cui fra 2 giorni il governo Renzi ha detto che illustrerà come pagare i lavoratori per cento dell'impiego. Dall'altra parte attendiamo la proposta, la nuova legge sul turismo che la Regione del Veneto sta formulando entro il 31 dicembre, dove daranno dei soldi ulteriori per gli atti, gli uffici del lavoro. Una falsa riforma delle province, si legge in uno dei tanti slogan. Il rischio tensione sociale è alto, denuncia Achille Variati, presidente della provincia di Vicenza. Potrebbero crescere delle tensioni sociali perché quando non si danno o non si assicurano servizi fondamentali ai cittadini, allora nascono i problemi. È frutto di una crisi prolungata. C'è della gentaglia che anziché guadagnarsi il pane va a togliere i beni degli altri. La stima degli esubri, provincia per provincia, parla di 126 dipendenti da tagliare a Belluno, 219 a Padova, 147 a Rovigo, 283 a Treviso, 158 a Venezia, 236 a Verona e 187 a Vicenza, oltre 1300 in tutto. Un taglio di 50% del personale attualmente in servizio. Questo nonostante le rassicurazioni che arrivano dal governo e dal sottosegretario Barretta, il quale comunque tende a rassicurare i lavoratori dicendo saranno tutti ricollocati, così di fatto in questo momento non è. Decideremo tra oggi e domani con i lavoratori se occupare la provincia nei giorni di Natale e di Santo Stefano e certamente se fare una manifestazione a Treviso in occasione dell'incontro con il prefetto. Il 30 di dicembre. Ora la Regione sarà chiamata a fare la sua parte. Servono nuove norme. Intanto il 30 dicembre un tavolo in prefettura sulla questione. È terribile pensare sotto Natale, in cui si spera di essere sereni in famiglia, avere una problematica del genere. Quindi io mi auguro che si risolva al più presto, perché per la serenità di questi lavoratori e delle loro famiglie.